Nuovo caso di tubercolosi nella Marca ed ancora una volta si tratta di una maestra. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ricevuto oggi la segnalazione. Si tratta di un insegnante 59enne di una scuola d'infanzia del distretto di Asolo. È un caso non particolarmente importante dal punto di vista infettivo perché è un caso con una sintomatologia sfumata, con negatività alla ricerca del bacillo di Koch, ma con evidenza di segni di infezione per effetto di sofisticate metodiche di biologia molecolare. Per precauzione estrema noi questi casi li trattiamo come casi veri e propri e facciamo tutte le indagini per i contatti. La maestra è stata messa in terapia. I contatti stretti, una cinquantina tra familiari, colleghi ed alunni, saranno sottoposti al test di Mantoux, un caso che secondo l'ULSS 2 non ha alcuna correlazione con quello verificatosi nei giorni scorsi in una scuola dell'Opitergino Mottense con un bimbo e 2 maestre contagiate. Una è ancora ricoverata nel reparto malattie infettive di Treviso. Si tratta ancora una volta di una maestra. Questo ci dispiace perché chiaramente una maestra ha a che fare con una popolazione infantile e con quindi le famiglie che stanno alle spalle ragionevolmente preoccupate, però mi sento di poter dire che questo caso per caratteristiche potrebbe essere diverso rispetto a quello che stiamo registrando a Motta. Proprio a Motta è ancora in corso l'effettuazione dei test su alunni e personale della scuola. A seconda dell'esito degli accertamenti diagnostici si deciderà il percorso da seguire.